Radio Magica presenta Sansone Lingua Lunga. Maria Elena Porzio racconta una storia sulle tipiche fibule a S, conservate al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Legge Lella Costa. Sansone era uno come tanti, nero, lungo più o meno quanto un braccio e con 2 occhi giallo paglia, ma non appena apriva bocca era chiaro a tutti che era un serpente unico nel suo genere, perché aveva una lingua lunga, ma così lunga che riusciva a toccarsi la punta della coda. In estate Sansone amava oziare al sole, arrotolato sul ramo di un albero. Accadde così che un giorno, mentre sonnecchiava beatamente, sul ramo vicino si posò una coppia di pennuti, i signori Corvetti. «Sono sfinita», gracchiò la signora Corvetti. «Abbiamo volato per 2 ore, senza sosta». Il signor Corvetti ruotò la testa verso la moglie e disse: «Sì, ma finalmente siamo nella città della Gubana». «La Gubana? E che cos'è?» «Moglie, possibile che devo spiegarti tutto? È un dolce delizioso, una specie di focaccia ripiena di noci, uva passa, pinoli. Qui attorno è pieno di briciole. Ci riempiremo la pancia, non sei contenta?» «Lo sai che avrei preferito qualcosa di più artistico», obiettò la signora Corvetti. «Tu pensi solo a mangiare, io invece voglio acculturarmi». Udite quelle parole, Sansone pensò bene di farsi avanti. «Permettete di presentarmi. Sono Sansone dei Longobardis». I 2 corvi lo guardarono incuriositi. «De Longobardis? Che razza di nome!» disse il signor Corvetti. «Non conoscete i Longobardi, ma signori, quello è un popolo che ha fatto la storia di Cividale», disse Sansone. Poi, scodinzolando come un serpente a sonagli, aggiunse: «Modestamente, il mio tris nonno era Gisulfo dei Longobardis, un grande serpente condottiero». «Gisulfo dei Longobardis? Io non ne ho mai sentito parlare», bisbigliò il corvo alla moglie. «Andiamo a cercare briciole, che ho fame». «Smettila di pensare al cibo e non farmi fare brutte figure», rispose la signora Corvetti. «Stai zitto e ascolta». E così Sansone iniziò a raccontare della città, che era stata il primo ducato longobardo d'Italia e delle tante bellezze conservate nel Museo Archeologico Nazionale. Poi cominciò a vantarsi delle prodezze del suo tris nonno Gisulfo, che a sentir lui era stato un eroe. Aveva il corpo da serpente e la testa di un'aquila. «Davvero?» chiese la signora Corvetti. «Sì, era così grande e potente che gli orafi longobardi lo presero come modello per creare magnifiche fibule e premiare i condottieri coraggiosi come lui». «Fibule? E cosa sono?» «Sono spille a forma di S, si intende, in oro zecchino e decorate con pietre preziose». A raccontar storie, Sansone era così bravo che altri pennuti si erano avvicinati per ascoltare le avventure di questo Gisulfo de Longobardis, serpente condottiero, tutti lì con gli occhietti tondi e il becco spalancato. «Che storia! Che serpente! E che eroe!» Sansone gongolava, ma proprio mentre tentava di assumere anche lui una posa a forma di S per darsi delle arie, una fragorosa risata fece sobbalzare tutti. Mai sentita una frottola più divertente? Un serpente condottiero con la testa di aquila. Ti faccio i miei complimenti, piccoletto, la fantasia non ti manca. Sansone si srotolò e, tutto impettito, cercò di capire chi avesse parlato. Vide ai piedi dell'albero un uomo distinto che pareva uscito direttamente dal Medioevo. «Signore, si può sapere chi siete?»
Sono Paolo Diacono e vi garantisco che non è mai esistito nessun serpente condottiero. Ma come vi permettete di darmi delle bugiarde? Sibilò Sansone. Mi permetto perché la vera storia dei Longobardi l'ho scritta io, tuonò l'uomo. Dunque è tutto falso? Bisbigliò la signora Corvetti. Oh, che delusione! Te l'avevo detto io che era meglio andare a mangiare, disse il marito. Tranquilli, il nostro simpatico amico ha esagerato un po', ma queste spille esistono davvero, disse Paolo Diacono. Non è così, Sansone? Sì, disse il serpentello che già stava pensando di sparire dentro un tombino. Ma erano usate solo dalle donne per abbellire i vestiti. Esatto. E per quanto riguarda il tuo tris nonno, di certo era famoso, ma solo perché aveva la lingua lunga, proprio come la tua. Tutti i racconti e le curiosità del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org/smartradio.